La barca dello navigare. Io sono l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Io sono Manifesto Cyborg di Donna Haraway. La scrittura è in primo luogo la tecnologia dei cyborg, superfici incise del tardo XX secolo. La politica dei cyborg è la lotta per il linguaggio, contro la comunicazione perfetta, contro il codice unico che traduce perfettamente ogni significato. Io sono un pensiero di Giuseppina Capizzo. Io donna omosessuale. Io uomo gay. Non ho niente di diverso da te. Donna, uomo etero. Ho il diritto ad amare, di vivere con chi amo, di camminare a testa alta come te. Io sono l'amante celeste di Rosanna Fiocchetto. Per rintracciare le scatole nere della nostra oppressione sono stata costretta ad immergermi in un mare di idiozie, tutte miranti a dipingere le lesbiche come esseri contro natura. Per esperienza personale ero e sono fermamente convinta del contrario. Non c'è niente che sia più secondo natura del lesbismo. Niente che sia più biologicamente giusto, come è comprovato da milioni di piante, animali, partenogenetiche. Non c'è niente che sia più naturale di una donna che ama un'altra donna e le altre donne. Io sono un pensiero di Sibilla Aleramo, diversa da ogni altra, insostituibile e solo di me stessa signora, perché io sono nata poeta, non santa. Non so se sono stata spirito, non so se sono stata donna, sono stata amore. Io sono un pensiero di Pierpaolo Pasolini. La maggioranza nella sua santità ha sempre torto, perché il suo conformismo è sempre, per propria natura, brutalmente repressivo. Io sono il pozzo della solitudine, dire di Cliff Hall. Non sono che una povera creatura affranta e malgenerata, ma ti amo e ho bisogno di te. Sono un errore. Un terribile errore di Dio, e non credo che ve ne siano altre come me, e se ve ne fossero non pregherei per loro, perché questo è l'inferno. Ma qualunque cosa sia, io ti amo, mia diletta, ti amo, ti amo. Io sono Litania per la sopravvivenza di Audre Lorde. E quando parliamo abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte, ma quando stiamo zitte anche allora abbiamo paura. Perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che noi sopravvivessimo.
te voglia rapire, padrona mia te voglia... Io sono, perché non possiamo dirci, di Tommaso Giortosio. Si può sperare che l'omofobia sia questo, un repertorio